Benvenuti nel salotto di Telefriuli alla prima puntata di questa nuova trasmissione. Parleremo di quel periodo che dura circa 9-10 mesi chiamato gravidanza, di prevenzione e cura del corpo della persona, dell'affiancamento che una donna deve avere prima e dopo il parto, ma anche di quelle dinamiche che si vanno a creare nei primi anni di vita e nell'infanzia. Naturalmente tutto questo lo faremo assieme a dei professionisti e so che ho in collegamento la dottoressa Sabrina Plet, psicologa della terapia intensiva neonatale del Burlo Garofalo con il supporto dell'Associazione Scricciolo di Trieste. Benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei dottoressa per essere qui. Senta, quando c'è in arrivo un neonato, un bambino, gli equilibri di una famiglia e le necessità possono stravolgersi. Come gestiamo, come si va a gestire quest'ansia? Ecco, allora, prima di tutto io vorrei ricordare in generale che l'ansia che noi tutti conosciamo è un'emozione naturale e che di per sé è utile all'adattamento e alla sopravvivenza di noi esseri umani. Quindi l'ansia è un allarme che ci dice: ehi, stai attenta in questa situazione perché è nuova oppure è poco conosciuta e devi imparare a conoscerla per affrontarla. Quindi l'ansia è un'alleata nel momento in cui bisogna affrontare una prova, in cui bisogna affrontare una situazione in cui è necessaria una certa dose di attenzione e di concentrazione, proprio come quella in cui si porta a casa il proprio bambino, la cui sopravvivenza dipenderà da quel momento in poi proprio da noi genitori. Ecco, una piccola quota di ansia è dunque naturale ed è da mettere in conto nella nuova quotidianità che ci si troverà a vivere con il proprio bambino. Ecco, da cosa dipenderà poi il livello di ansia che le neomamme proveranno? Dipenderà dalla loro valutazione delle proprie capacità di gestire questa nuova situazione. E allora un elemento che spesso gioca proprio contro le neomamme è quell'immagine stereotipata, idealizzata della mamma perfetta. Immagine che non fa bene in generale a noi mamme e rischia di farci sentire sole, rischia di farci sentire inadeguate rispetto a un ruolo che ci viene chiesto di svolgere in modo perfetto. Quindi le mamme possono poi scoprirsi imprigionate, no, in piccole e grandi paure quotidiane che poi in alcuni casi possono anche sfociare in problematiche più serie. Quindi questo è un tabù della maternità che è da sfatare. Bisogna dire che i corsi preparto, che vengono fatti dai consultori familiari, sono utili anche per andare oltre a questa narrazione della maternità idealizzata. Ecco, per esempio, pensate a una mamma che mette al mondo il suo bambino e non prova subito quell'amore che le hanno tutti detto che si prova, appena si vede e si abbraccia il cucciolo. Ecco, questa mamma si sentirà una mamma inadeguata, una mamma non all'altezza. Ed è importante invece sapere che avere un bambino vuol dire avere un nuovo essere umano che devo conoscere e come in tutte le altre relazioni devo imparare a entrare in relazione con lui. Quindi ad esempio non è detto che non provare alla nascita tutto quell'amore che ci dicono che si prova voglia dire non essere una brava mamma. Non vuol dire E non poi essere all'altezza, come diceva lei. Dottoressa, senta, certo. durante la gravidanza, ma anche nel post-gravidanza, la donna va incontro a diversi cambiamenti, il suo corpo muta. Come convivere con questi cambiamenti? Ecco, il periodo perinatale, no, che va dal concepimento fino a un anno dopo il parto, è una fase di cambiamenti importanti nella vita di una donna, sia dal punto di vista fisico sia psicologico, e per questo motivo è allo stesso tempo sia un momento di gioia che una fase della vita che è ad alta vulnerabilità psichica. E con la gravidanza e l'arrivo di un figlio comportano grandi cambiamenti sul piano fisico, sul piano emotivo. Nei 9 mesi di gestazione, nel periodo seguente alla nascita del bambino, la donna si trova a fare i conti proprio con il corpo che progressivamente si trasforma. E quanto più veloci, più intensi sono i cambiamenti, tanto più possono rappresentare dei fattori di vulnerabilità nel processo di elaborazione proprio dell'immagine corporea. Ecco, particolarmente delicato il periodo del postparto, quando la mamma si ritrova con una forma fisica cambiata e ha il timore di non recuperare la condizione fisica antecedente. Ecco, in questo periodo c'è sicuramente anche un aumento della responsabilità, si possono quindi vivere emozioni molto contrastanti. Ecco, per questa ragione, nonostante il figlio sia amato, sia desiderato, questa fase porta con sé aspetti emotivi che possono a volte diventare difficili da gestire, e ogni mamma farà un proprio percorso di elaborazione e anche di
accettazione del proprio cambiamento psicofisico, in quanto ogni mamma sarà chiamata a riflettere sui propri cambiamenti psicologici relativi al suo rapporto con il partner, al suo passaggio di ruolo da figlia a madre e più in generale al suo rapporto con tutto l'ambiente sociale che la circonda. E ogni mamma vivrà questo momento di cambiamento in modo diverso, dipenderà dalla sua storia, dalla sua personalità, dalla relazione vissuta con i propri genitori. Ogni donna metterà in atto le proprie strategie di coping, articolandole, raffinandole ancora meglio, affinché risultino poi efficaci e funzionali per affrontare e gestire i cambiamenti importanti che si trova a vivere e garantiscano il suo benessere e quello del suo bambino. Quindi ogni storia è a sé, giusto? Ogni mamma vive la propria Ogni storia. mamma vive la propria storia, dipende da quali sono le sue credenze, i suoi punti di vista, il suo rapporto con le altre persone, con i genitori in particolare. Ecco, se abbiamo tempo, visto che parliamo di cambiamenti, io vorrei soffermarmi anche su quello che accade subito dopo la nascita, nelle ore successive, Dica, quando dottoressa, sì, cambiano, quando cadono i livelli di estrogeni, di progesterone. Ecco, quello è un grande cambiamento che avviene nel corpo della donna e che spesso è accompagnato da una sensazione di tristezza, di malinconia, ma anche di irritabilità e inquietudine. No? Abbiamo la donna che piange, anche se non ha nessun motivo per farlo, si arrabbia magari poi con il marito per cose banali. Ecco, questa è una sensazione che viene chiamata baby blues, che raggiunge il picco entro 3-4 giorni dopo il parto, poi tende a svanire entro 10-15 giorni, ed è importante sapere che la sua insorgenza è dovuta a questo drastico cambiamento ormonale e che avviene, è molto comune, avviene nel 70% delle madri, ed è una condizione passeggera per la quale non serve intervenire, per cui non serve preoccuparsi. Quindi è una condizione passeggera, come diceva lei. Quindi Proprio in è merito... un grande cambiamento, ma passeggero. Dottoressa, proprio in merito a questo tema, spesso quando una donna è in gravidanza e magari ha qualche discussione col partner, con amici o parenti, si dice spesso sono gli ormoni che parlano. Ma è una realtà oppure è come posso dirle, è una finzione che non ricalca i fatti? Allora, di solito queste chiacchierate in cui vengono tirati in ballo gli ormoni nascono dall'osservazione da parte di chi sta vicino alla donna in gravidanza di sbalzi di umore che prima della gravidanza non si verificavano. Ecco, questi cosiddetti sbalzi di umore possono essere frequenti in gravidanza e il ruolo degli ormoni nel loro manifestarsi esiste effettivamente. Però stiamo attenti, perché da quello che abbiamo detto finora è facile intuire che non possono essere solo gli ormoni a spiegare le intense emozioni che prova una futura mamma, perché la gravidanza, la nascita di un bimbo prevedono una serie di cambiamenti biologici, psicologici, sociali, relazionali, e ognuno di loro rappresenta una sfida non indifferente. E ogni trimestre di gravidanza ha le sue sfide fisiche, rappresentate da affaticamento, nausea, fame, non fame, sonno, non sonno. È vero che i cambiamenti ormonali possono favorire gli sbalzi di umore per alcune donne, ma ad esempio possono anche avere l'effetto contrario, cioè quello di stabilizzare un umore che prima era un po' ballerino. Ecco, tutto dipende dalla sensibilità di ogni persona agli ormoni. Se la donna si sente circondata da persone che ogni volta però che lei esprime un'emozione pensano che ciò che dice e prova è dovuto agli ormoni, la donna non può ottenere la validazione delle proprie emozioni, quindi potrebbe sentirsi non capita, non supportata, sola. Inadeguata. Ecco, invece è inadeguata. Quindi sappiamo invece che tutte le tematiche delle preoccupazioni delle future mamme riguardano tantissimi aspetti. Ad esempio c'è la paura per la salute del bambino, la paura che possa avere qualcosa che non va, per il proprio benessere, per anche preoccupazioni legate al lavoro o di tipo economico. Quindi il carico emotivo che una gravidanza porta con sé spiega, forse più degli ormoni, gli sbalzi di umore che si possono verificare in questi 9 mesi. Ecco, quello che si è riscontrato è che più che gli ormoni ci sono poi dei fattori di rischio che ogni donna in gravidanza dovrebbe conoscere, ad esempio chi ha una storia di depressione o di ansia precedente, o hai vissuto esperienze traumatiche o avuto un parto traumatico precedente. Ecco, in questo caso queste persone sono più vulnerabili e hanno
più difficoltà, più probabilità di sviluppare delle difficoltà emotive in gravidanza e nel postparto. Quindi sarebbe bene che queste difficoltà venissero alla luce e magari trattate prima del parto. Ecco appunto, dottoressa, come si interviene in questi casi? Dove magari, come dice lei, c'è stata una depressione o ci sono delle situazioni un po' particolari? Allora, l'importante è che la mamma o chi sta vicino alla futura mamma, alla neomamma, si accorga di questo cambiamento e sappia che può chiedere aiuto. Ad esempio, ci si può rivolgere ai consultori familiari dove si è fatto il corso preparto, lì si troveranno professionisti che sono formati e preparati ad affrontare problematiche come questa. C'è da ricordare anche che qui al Burlo le mamme che partoriscono qui, che vengono seguite qui, hanno la possibilità di chiedere una consulenza psicologica che verrà effettuata da una psicologa che è formata proprio per assistere le donne durante questo particolare momento e che poi lavora in continuità con il consultore familiare, con il territorio, proprio per far sì che la donna possa vivere al meglio questo importante momento della sua vita. Che si senta compresa e capita. Che si senta compresa, capita, sostenuta e a volte anche curata, perché a volte, soprattutto quando si parla di depressione postpartum, lì in questo caso c'è la necessità di un trattamento personalizzato che può essere di tipo psicoterapeutico oppure può essere di tipo farmacologico oppure entrambi. Questo naturalmente dipende da caso a caso e va negoziato con la persona. Dottoressa, io la ringrazio, quindi la saluto, quindi grazie alla dottoressa Sabrina Plett del Burlo Garofalo di Trieste. Arrivederci. Adesso abbiamo toccato la sfera emotiva. Fra poco, dopo la pubblicità, andremo più nel concreto perché qui in studio avrò un'ostetrica. A fra poco. E bentornati di nuovo in questa prima puntata dedicata all'arrivo di un neonato, di un bambino in casa. E se prima della pubblicità abbiamo affrontato la sfera emotiva, ora invece entriamo più nel concreto perché qui con me in studio c'è Fara Dodorico, un'ostetrica con base a Udine. Benvenuta. Grazie per l'invito, un saluto a tutte le mamme, a tutte le future mamme e a tutti i papà. E molto contenta che mi avete invitata. È un piacere Fara averti qui. Senti Fara, allora, molte donne si stanno preparando all'arrivo appunto di, come dicevo, di un bambino. Ma quali sono i passi da fare proprio per questa preparazione, questa accoglienza? Allora, possiamo dire che dal momento del test di gravidanza positivo inizia un cammino, inizia un cosiddetto viaggio. La prima cosa da fare è quella di contattare, rivolgersi alla figura dell'ostetrica, alla figura del medico ginecologo, proprio per accertare che ci sia la gravidanza e chiaramente iniziare tutto quella che è l'agenda della gravidanza, quindi una serie di esami, una serie di visite che vanno proprio a valutare clinicamente il benessere della mamma e del bambino, ma anche proprio ad accompagnare la coppia verso la nascita e verso anche proprio il benessere di questo percorso. Che cosa posso dire rispetto alla figura dell'ostetrica? È importante che la mamma si rivolga alla figura sanitaria dell'ostetrica, che è la figura che accompagna e assiste la donna, ma non solo, anche la coppia in tutto il percorso prenatale, per quanto riguarda poi il periodo del parto, ma non dimentichiamoci anche poi tutto il percorso dopo nascita della neofamiglia. Potete rivolgervi alle strutture sanitarie regionali, in questo caso parliamo del consultorio familiare, una realtà
proprio dedicata per quanto riguarda la gravidanza a tutto il percorso della gestazione. All'interno del consultorio familiare le mamme trovano non solo la figura dell'ostetrica, che è una figura centrale per quanto riguarda il percorso prenatale, ma anche altre figure, un cosiddetto proprio team di professionisti sanitari che si dedicano all'accompagnamento della coppia. Che è fondamentale. Che è fondamentale. Ad esempio avevamo visto la psicologa, un'altra figura, ma all'interno possiamo trovare anche altri professionisti, quali ad esempio l'aspetto sociale, quindi l'assistente sociale, possiamo trovare altre figure che chiaramente insieme all'ostetrica in team lavorano per le mamme e per le coppie. Come dicevi tu, Fara, appunto, prima abbiamo avuto la psicologa Sabrina Plett del Burlo Garofalo di Trieste. Fara, come fa una mamma a comunicare col bambino? Allora, dobbiamo prima di tutto considerare il nostro bambino in grembo come un individuo speciale, unico, il nostro bambino. Questo significa che è un individuo attivo, un individuo in grado di poter ascoltare, percepire e con il quale possiamo iniziare fin da subito a instaurare un legame. Noi lo definiamo in termine tecnico il bonding, to bond dall'inglese, ma che cosa significa questo termine? Significa proprio creare un legame, creare l'attaccamento, la relazione. Allora ecco che voi mamme potete fin da subito iniziare ad instaurare questa comunicazione in modo autentico, il che significa che non sarò, ad esempio io come ostetrica o altre figure, a dire che cosa è corretto o no e qual è la modalità migliore. Quello che posso dirvi è che possiamo utilizzare vari canali che prima di tutto dobbiamo sentire dentro di noi mamme, e chiaramente non dimentichiamoci anche la figura paterna, la figura del papà, poiché questo legame diventi non solo mamma-bambino, ma diventa proprio di tutta la triade e quindi anche del neopapà. Possiamo pensare proprio a livello di ascolto anche di noi stesse le varie modalità in cui noi possiamo comunicare e creare relazione prenatale. Possiamo utilizzare ad esempio la voce, possiamo utilizzare il suono, ma possiamo anche utilizzare il tatto, quindi ad esempio i tocchi sulla pancia, i massaggi che anche il papà può fare, in questo modo crea beneficio non solo per quanto riguarda la comunicazione col proprio bambino, ma anche di sicurezza, di conforto, di condivisione di un momento con la mamma. Di supporto proprio alla compagna. Esatto, proteggere, supportare, accudire anche la propria compagna significa poi prendersi cura anche del proprio bambino. Una mamma che sta bene, una mamma che è serena, che si sente accolta, che si sente di condividere anche in maniera profonda il proprio percorso di gravidanza con il proprio compagno, è una mamma che creerà anche un ambiente sereno per il proprio bambino. E infine che cosa dirti? Che ci sono altri modi per comunicare, ad esempio il movimento della mamma, i movimenti del bacino che cullano il bambino in grembo, lo cullano ancora prima di cullarlo poi tra le vostre braccia. Infatti molte volte si dice alle mamme, alle donne incinte, si dice la sera sentirete di più il vostro bambino perché durante il giorno il vostro passo, il camminare per lui è come una culla, è corretto? È corretto, e questo anche è aumentato dalla capacità che noi abbiamo in quella condizione, pensa la sera quando sei distesa, rilassata, di ascoltarti, di ascoltare quello che noi proviamo non solo a livello di movimenti, ma anche proprio come noi accogliamo e come reagiamo, e quindi diamo anche stimolo al nostro bambino. Senti Fara, parlando sempre di fisico, quali sono le accortezze e le precauzioni che una donna nel periodo della gravidanza deve adottare? Allora, faccio una premessa in quanto l'attività fisica in gravidanza è fortemente raccomandata, si raccomandano all'incirca almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica,
è chiaro che dobbiamo considerare che un'attività fisica adattata al percorso e al Scusa periodo... Fara, aiutiamo le donne che ci stanno guardando. 150 minuti a settimana, al giorno quanti minuti Potrebbero devono essere fare? 30 minuti per 5 volte, Ok. ma possiamo anche ad esempio fare delle sessioni un pochino più lunghe e ridurre la frequenza di attività durante la settimana. Però se pensiamo su 5 giorni sono 30 minuti al giorno. Benissimo. Che si raccomanda per ottenere i benefici chiaramente dell'attività per quanto riguarda la salute materna, la salute del proprio bambino a livello prenatale ma anche post, ma anche poi la salute del periodo della nascita e del dopoparto. A cosa dobbiamo stare attente? Parlavo di attività fisica adattata al periodo della gravidanza ed è fondamentale che vengano escluse prima di tutto eventuali controindicazioni assolute all'attività fisica, quindi dal punto di vista medico, se ci sono delle condizioni cliniche a rischio dobbiamo assolutamente seguire quelle che sono le raccomandazioni mediche. Ma dobbiamo anche ricordarci nei casi invece in cui non ci sono delle controindicazioni, dobbiamo porre alcune accortezze. Ci sono alcuni sport, ad esempio, controindicati, non raccomandati, ad esempio gli sport di contatto, gli sport dove possiamo ad esempio andare ad aumentare il rischio traumatico, di caduta, di contatto. Un altro aspetto è... Quindi anche una normale diciamo, bicicletta è meglio evitarla? Le linee guida ci dicono che soprattutto, diciamo particolarmente nel terzo trimestre, sarebbe da evitare ad esempio l'uso della bicicletta per il rischio traumatico, ad esempio di caduta su strada. E un altro aspetto importante è da considerare, sono chiaramente anche tutti quegli sport che noi definiamo ad impatto, quindi sì, saltelli, gli slanci, quale ad esempio può essere la pallavolo, no? Lo slancio, ma anche il sollevamento di alti carichi. Questo perché non è che sia controindicato in assoluto l'attività ad esempio di forza, quindi attività aerobica, attività di forza, ma dobbiamo ricordarci l'aumento ad esempio della pressione intraaddominale sotto la cosiddetta manovra di Valsalva, noi la chiamiamo, cioè quando solleviamo degli alti carichi e degli alti pesi, come ad esempio uno squat, nel momento della forza noi, soprattutto ad alti carichi, andiamo ad utilizzare questa manovra che è sconsigliata. Altra cosa importante sono le posizioni, la posizione supina, quindi la posizione in cui voi mamme state completamente distese, che a partire dal secondo trimestre è importante andare a limitare fino addirittura in casi di assunzione prolungata proprio eliminare, e dobbiamo anche ricordarci che i cambiamenti in gravidanza dovuti all'aspetto ormonale, progesterone, ma ricordo anche la relaxina, che come dice il nome va a rilassare, a creare lassità muscolare legamentosa, dobbiamo stare attenti anche allo stretching, che per quanto possa sembrare un'attività, e lo è, a bassissima intensità, sì. Quello che voglio che rimanga è che non è solo l'intensità che chiaramente dobbiamo considerare e quindi affidarci a personale competente, quindi laureati in scienze motorie piuttosto che alla parte ostetrica per quanto riguarda anche il movimento prenatale. Sempre a specialisti, questo sempre, lo diciamo, rivolgersi sempre a specialisti. Che si occupino proprio di questo sì. periodo. Però voglio proprio che rimanga questo aspetto, cioè l'attività anche leggera a un'intensità molto lieve, quale ad esempio può essere lo stretching, dobbiamo porre attenzione, proprio perché questa lassità può permetterci di andare incontro anche, non effettuata correttamente, a dei disturbi. Dei rischi, dei disturbi. E quindi la sicurezza della salute materna, della salute del nostro bambino è fondamentale. Senti Fara, adesso mi viene una domanda così. Ma il cuscino dell'allattamento serve? Allora il cuscino dell'allattamento, così tanto di cui noi parliamo, si sente, non è nient'altro che un ausilio che in realtà possiamo anche comporre a casa noi con delle coperte piuttosto che i cuscini che abbiamo, per creare comfort materno. È importante che la mamma quando allatti si trovi nella condizione fisica, non solo emotiva, ma anche corporea, di comodità. Ecco allora che il cuscino, cosiddetto d'allattamento, ma potrebbe essere anche veramente i cuscini di casa, ci possono aiutare nell'assumere una posizione comoda. Pensiamo ad esempio, proprio all'immagine di tenere il proprio bambino, o magari sono distesa a letto in una posizione semi-reclinata, l'utilizzo dei cuscini ci aiuta ad evitare di dover tutto noi tenere ad esempio con le braccia,
quindi a scaricare la parte alta delle spalle, ad avere proprio la comodità che è centrale, il sentirsi bene, il sentirsi rilassate e in questo modo anche aumentiamo quello che è il benessere della mamma durante l'allattamento. Fara, noi ti ringraziamo, grazie per essere stata qui. Fara Dodorico, ostetrica con base a Udine. Per questa puntata è tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana con altri professionisti. Grazie.